Ludovica è morta per meningoencefalite, andava ricoverata in ospedale e curata. Apriamo con questa notizia la rassegna stampa di oggi, sabato 22 novembre. Ci sono appunto i primi risultati dell'autopsia eseguita dal medico legale Cirnelli sulla bambina di 2 anni morta qualche giorno fa, sabato mattina. All'autopsia c'erano anche i consulenti di famiglia e del 76enne pediatra. Ne scrive Gigi Sosso sul Corriere delle Alpi. Meningoencefalite batterica da streptococco. Mamma e papà di Ludovica volevano sapere di cosa è morta la loro bambina di 2 anni. Il medico legale Antonello Cirnelli, incaricato dalla Procura della Repubblica di Belluno, ha dato una risposta lapidaria. Fra almeno 3 mesi sarà molto più preciso e circostanziato nella sua consulenza, ma l'autopsia eseguita ieri pomeriggio all'obitorio dell'ospedale di Belluno ha fornito una prima diagnosi, che non è una sentenza per il pediatra indiano, ma sarà molto utile al sostituto procuratore Claudio Fabris a stabilire se c'è un collegamento tra il comportamento del 76enne gettonista in pensione e la morte della bimba dimessa poche ore dopo dalla pediatria del Santa Maria del Prato di Feltre. Chi capisce di medicina più dei giornalisti garantisce che la piccola andava ricoverata, idratata e curata con una terapia antibiotica ad ampio spettro. Quello che si sa invece è che Ludovica Nessenza è stata rimandata nella sua casa di Borgo Valbelluna con un antibiotico e un aerosol, dopo di che è morta tra le braccia dei genitori. C'è l'indispensabile nesso di causalità, premesso che esiste per tutti la presunzione di innocenza fino a prova contraria. Un medico di base interpellato, con la garanzia dell'anonimato, sostiene in Scienza e Coscienza che lo strabismo insorto acutamente doveva portare l'attenzione sul sistema nervoso centrale, quindi su una meningoencefalite. L'errore può essere comprensibile, febbre alta e difficoltà respiratorie in un periodo influenzale spostano l'obiettivo su problematiche respiratorie, ma quel sintomo doveva allarmare. Non ha invece allarmato il medico, tant'è vero che ha fermato la dimissione della bambina dopo una visita che mamma Martina e papà Renzo hanno definito troppo breve. Anche loro fanno un altro mestiere, soprattutto hanno perso per sempre una primogenita che magari sarebbe ancora viva se fosse stata trattenuta e trattata, curata adeguatamente. Ma che cos'è la meningoencefalite? La meningoencefalite batterica, o più semplicemente meningite, un'infiammazione di questo sistema di membrane che ricoprono il sistema nervoso centrale, si definisce batterica se è causata appunto dall'azione di batteri. Nel caso specifico lo streptococco è un batterio gram positivo appartenente al genere Streptococcus ed è il principale responsabile della polmonite negli adulti. Può anche provocare malattie non invasive come appunto otite media acuta e congiuntivite, sinusite, così come però patologie invasive, tra cui c'è la meningite. I sintomi della meningoencefalite batterica includono febbre alta, forte mal di testa, rigidità del collo, sensibilità alla luce, cambiamenti nello stato mentale come letargia, confusione e irritabilità. Possono comparire anche vomito, nausea, convulsioni e in alcuni casi un'eruzione cutanea petecchiale, cioè dei puntini rossi. Per quello che si sa, Ludovica lamentava 39 di febbre, faticava a respirare, poi in un secondo momento c'è stato appunto il problema agli occhi con uno strabismo anomalo. E ovviamente non è finita qui. Dopo l'autopsia Antonello Cirnelli si è preso tutto il tempo necessario per scrivere una consulenza molto più complessa e articolata, e lo stesso faranno i colleghi delle parti in causa. Quello che si può già immaginare è che Fabris non chiederà l'archiviazione al giudice per le indagini preliminari, ma il rinvio a giudizio del medico a quello per le udienze preliminari, che ancora non significherà colpevolezza. Potrà esserci un processo alla fine del quale un giudice darà la propria sentenza e non sarà ancora quella definitiva. Intanto il bellunese medio si fa immediatamente una domanda. Premesso che il pediatra indagato è soltanto bravissimo e ne avrà salvati tanti di bambini, era davvero il caso di affidargli un turno di notte in un ospedale come Santa Maria del Prato di Feltre? Punto interrogativo. Conclude così l'articolo. E poi c'è il profilo del medico, nato in India, laureato a Padova, ha esercitato per anni nel Bassanese. Come dicevamo, il medico ha quasi 77 anni, ha studiato in Canada, si è laureato all'Università di Padova nell'89, abita e ha esercitato come pediatra di base fino al 2019 nel Bassanese. È iscritto nell'albo professionale dell'Ordine di Vicenza. Il medico gettonista è indagato dalla Procura della Repubblica di Belluno per la morte di Ludovica Nessenza. Per chi volesse approfondire c'è l'articolo.
E poi c'è il commento dei genitori, provati e increduli, si va verso la causa civile all'ULSS. Mamma e papà Nessenza si sono confrontati a lungo ieri con l'avvocato e il perito di parte. Papà e mamma di Ludovica aspettavano solo una telefonata dall'avvocato Sommavilla. L'hanno attesa per ore e quando finalmente è arrivata devono essere rimasti malissimo. La loro piccola è morta di meningite batterica, per semplificare, e nella notte tra venerdì e sabato erano stati rimandati a casa con antibiotico e aerosol. Sono ancora lì a chiedersi perché e tutto quello che riescono a dire è: siamo veramente provati, ne riparleremo più avanti. Sconforto ma anche sorpresa per il pediatra che al massimo aveva diagnosticato una laringotracheite acuta e non è proprio la stessa cosa. Non c'erano sintomi della patologia più grave, avrebbe detto a caldo il pediatra. Chiaro che un conto è fare una visita e un altro un'autopsia, ma a questo punto c'è l'eventuale nesso di causalità da individuare, il collegamento tra il comportamento del medico e la morte della piccola paziente. L'addio alla bambina è ancora da decidere dopo nulla osta dalla procura. Da lunedì in poi si dovrebbe cominciare a organizzare l'ultimo saluto alla piccola Ludovica Nessenza, solo 2 anni. Si può solo immaginare il dolore che sta provando la famiglia. Un dolore terribile per la morte della piccola bambina, un dolore che solo la perdita di un figlio può provocare poi in queste circostanze e così piccola. Ora cambiamo argomento, ci spostiamo, rimaniamo sempre sul Corriere delle Alpi, leggiamo altre notizie, parliamo delle mense, delle scuole. Il pasto schizza a 7,20 euro, ma il comune copre gli aumenti. L'assessore Olivotto: le famiglie non pagheranno di più, abbiamo messo i soldi necessari a bilancio. Ne scrive Alessia Forzin: il costo dei pasti nelle mense scolastiche schizza a 7,20 euro con la nuova gara d'appalto, ma le tariffe per le famiglie non aumenteranno. Quell'euro in più a pasto oggi sarà coperto dal comune. L'amministrazione nei mesi scorsi aveva dichiarato che non ci sarebbero stati aumenti per le famiglie. È il capitolato di gara a chiarire che sarà il comune a pagare per la parte dovuta all'integrazione tariffaria, ma lo conferma anche l'assessore alla scuola Roberto Livotto. Abbiamo sempre detto che non ci sarebbero stati aumenti, lo confermiamo, afferma. Il comune già oggi paga i pasti del personale scolastico ed educativo, dei bambini che frequentano l'asilo nido e il nido integrato. Inoltre negli anni si è accollato gli aumenti determinati dall'inflazione e paga la quota che viene scontata alle famiglie che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro. Con la nuova gara d'appalto e il costo del pranzo schizzato, Palazzo Rosso ha garantito che stanzierà a bilancio ogni anno circa 150.000 euro in più per le mense. Cambiamo di nuovo argomento e parliamo ancora di sanità. Si legge nel titolone: mi uccido, non gli credono, si toglie la vita, indagata una dottoressa del pronto soccorso. Il medico non avrebbe preso nella necessaria considerazione lo stato di agitazione di un paziente con precedenti specifici. Questo è accaduto all'ospedale San Martino, e scrive sempre Gigi Sosso. Mancato TSO e gesto estremo. Un medico del pronto soccorso del San Martino è indagato per l'ipotesi di reato di omicidio colposo. È una dottoressa bellunese sulla quarantina che non si sarebbe attivata per far sottoporre un paziente al trattamento sanitario obbligatorio di fronte a una chiarissima e manifesta volontà di togliersi la vita. Fra l'altro c'era già stato un trattamento per un episodio analogo. La donna è difesa dall'avvocato Massimo Moretti e la parte offesa è la madre dell'uomo, che invece si è affidata a Carlo Vigna. Se si arriverà al processo si costituirà parte civile. Nel frattempo sul figlio c'è stato l'esame autoptico. Ieri mattina gli avvocati erano negli uffici del procuratore Massimo De Bortoli e del sostituto Claudio Fabris. Non ci sono dubbi sulle cause della morte, ma serve questo accertamento definitivo. Gli accertamenti, i fatti sarebbero accaduti nello scorso fine settimana. Secondo una prima ricostruzione, un sessantenne della destra Piave si è presentato in pronto soccorso in un orario abbastanza tardo. Era agitatissimo, non è escluso che avesse bevuto molto e soprattutto non nascondeva il proposito di volersi suicidare. Non si conosce il contenuto preciso della conversazione con la dottoressa, che sicuramente non si sarebbe mai aspettato un epilogo così tragico, ma allo stesso tempo non si sarebbe attivata per avvertire l'amministrazione comunale
comunale di residenza per fare in modo che il sindaco o in alternativa un assessore firmasse il documento necessario al trattamento sanitario obbligato. Una settimana sotto terapia nel vicino reparto di psichiatria in maniera da rimuovere i cattivi pensieri. Andiamo avanti, c'è anche tutto qui sul Corriere delle Alpi, un inserto dedicato appunto alle elezioni. Ricordiamo che si vota domani e lunedì. Eccoci qui, purtroppo un'altra tragedia, è un giornale abbastanza triste, quello con articoli molto tristi, quelli che andiamo a leggere oggi. Frontale con una corriera, muore papà, bimbo di 2 anni, illeso tra le lamiere. Terribile incidente nella zona della Peschiera, Luca Bonat, 40 anni, alla guida della Golf, lascia la moglie e un altro figlio, ne scrive Cristina Contento. Lo schianto frontale con l'autobus che veniva in senso contrario, l'auto che finisce nel prato fuori strada, completamente disfatta nell'abitacolo. È morto incastrato fra le lamiere Luca Bonat, salvo per miracolo invece il figlio di 2 anni rimasto legato a seggiolino sul sedile posteriore. Nessun altro nell'abitacolo di quella Golf Volkswagen ridotta a un ammasso di lamiere e che i vigili del fuoco hanno dovuto districare per poter estrarre le persone coinvolte. Sotto shock ma non grave il conducente del pullman che viaggiava vuoto. Il 38enne residente a Feltre è stato comunque portato in ospedale per controlli. L'incidente frontale è avvenuto poco prima delle 14:30 in via Montelungo, via Cavalieri di Vittorio Veneto, a Feltre, la zona della Peschiera. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Feltre, il bus e la vettura sono entrate in collisione. Il ragazzo, l'uomo, maestro di sci e anche di tennis, viaggiava in direzione del centro mentre l'autobus stava presumibilmente tornando al deposito avendo finito le corse. A bordo solamente l'autista e nessun passeggero. Bonat da tempo risiede a Feltre con la famiglia, 40 anni, originario del Primiero, San Martino di Castrozza per la precisione. Il figlio di 2 anni, che era ancorato al seggiolino posteriore, è risultato praticamente illeso, ma è stato portato ugualmente in ospedale a Santa Maria del Prato. Il bambino è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul luogo della tragedia. Il SUEM aveva inviato non solo l'ambulanza ma anche l'elicottero per il trasporto d'emergenza del conducente, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, come dicevamo. Luca Bonat aveva 40 anni ed era un grande appassionato di sport, maestro di sci e di tennis, prima ancora giocatore di calcio nel Primiero e gestore dell'hotel al Ponte di Fiera di Primiero. Era arrivato a Feltre per anelare le giovanili dello sci club Croce Daune. Lascia appunto la moglie e un figlio un pochino più grande. Un colpo durissimo per la comunità feltrina, oltre a quella del Primiero. Continuiamo con la lettura del Corriere. Andiamo avanti nelle pagine, torniamo qui indietro e andiamo a leggere in alto a Gordino una notizia che riguarda a Canale, per la precisione, cantiere fermo alla latteria cooperativa, la soprintendenza revocherà l'appalto. Itaco Consorzio Stabile, dopo aver vinto la gara, ha affidato i lavori a un'altra ditta, il sindaco Murer, ma non l'ha pagata. Andiamo appunto a leggere l'articolo di Alessia Forzin. I lavori sono iniziati ad aprile e sono andati avanti a rilento fino a quando non si sono bloccati del tutto. A Canale d'Agordo è fermo il cantiere da quasi €1.000.000 per il recupero della prima latteria cooperativa d'Italia, un pezzo di storia che rientrerà nel percorso Papa Luciani e che rivivrà da un lato come latteria vera e propria al piano terra e dall'altro con un museo al primo piano dedicato a Don Antonio della Lucia. Fu lui infatti nel lontano 1872 a appunto volere l'opera. La riqualificazione è un tassello importante per il paese, ma è ferma da settimane. La ditta che stava eseguendo i lavori ha detto basta perché, spiega il sindaco Massimo Murer, non stava ricevendo i pagamenti dall'impresa che aveva vinto la gara, quindi il cantiere è fermo. Spostiamoci ora al Corriere delle Alpi, al Gazzettino, scusate. In prima pagina c'è la notizia della morte nello scontro, quella che abbiamo appena letto. Tragico incidente ieri pomeriggio a Feltre, perde la vita maestro di sci trentino, allenatore del club di Croce Daune.
Leggiamo per fortuna il lancio di una notizia positiva. De Silvestro non si nasconde, voglio la medaglia d'oro. Si parla appunto dei Giochi 2026, cortina in fibrillazione anche per i Paralimpiadi, e René Di Silvestro appunto fa qualche dichiarazione, e ci sono gli articoli di Dibona, le pagine 2 e 3 dell'edizione di Belluno del Gazzettino. René De Silvestro dice: sono carico punto all'oro paralimpico. Il Cadarino è uno dei 2 portabandiera d'onore onore condiviso con la sciatrice Mazzell. Ho sempre cercato di dare il massimo e di essere un esempio per altri giovani, ne scrive, come dicevamo, Marco Dibona. Prima l'onore, poi l'impegno. Le Paralimpiadi invernali 2026 riserveranno momenti e situazioni diversi, ma tutti di grande coinvolgimento per René Di Silvestro. L'atleta paralimpico cadorino sarà uno dei 2 portabandiera dell'Italia durante la cerimonia di apertura del 6 marzo, che si svolgerà all'Arena di Verona. Sarà assieme alla sciatrice trentina Chiara Mazzell, a Gordina d'adozione. Poi René scenderà in pista con l'intento dichiarato di conquistare, dopo il bronzo e l'argento di Pechino 2022, la medaglia d'oro paralimpica. C'è una bella foto che mostra appunto l'atleta di origine di atleta bellunese. Tutti schierati per la gestione delle emergenze. Si parla anche della macchina organizzativa appunto in vista dei Giochi olimpici e paralimpici. Per chi volesse approfondire c'è un altro articolo di Marco Dibona. Anche qui Ludovica uccisa da un batterio a 2 anni è l'esito dell'autopsia, riporta la notizia anche il Gazzettino ovviamente. E si parla poi di elezioni regionali. Adesso tocca agli elettori, seggi aperti domani dalle 7 alle 23 e anche lunedì dalle 7 alle 15, 75 bellunesi in lizza, 2 sono sindaci e se eletti devono scegliere. Non ci sarà invece l'ex assessore Bottacin, che ieri ha salutato con un post pubblico. Rimango a disposizione del territorio, scrive Federica Fant. Sono 75 candidati bellunesi in lizza per le regionali del Veneto di domani, urne aperte dalle 7 alle 23 e di lunedì seggi attivi dalle 7 alle 15. Si va alle urne per eleggere il nuovo presidente di regione dopo 15 anni di governo di Luca Zaia e il nuovo consiglio regionale. Sono 16 le liste depositate, 7 a sostegno del candidato di centro-sinistra Giovanni Mannildo, 6 a sostegno del candidato del centrodestra Alberto Stefani. Corrono in autonomia anche Riccardo Smuschi di Resistere Veneto, Fabio Bui di Popolare per il Veneto e Marco Rizzo per Democrazia Sovrana Popolare. Continuiamo, idro in pericolo, adesso si teme anche la chiusura. La preoccupazione è emersa durante la manifestazione organizzata da CISL e CGIL per contestare i 20 licenziamenti, ne scrive Eleonora Scarton. La idro verso la chiusura, è questa la preoccupazione che aleggiava all'esterno dei cancelli dello stabilimento di Viale Montegrappa Feltre, dove ieri si è tenuto un presidio dei lavoratori con contestuale sciopero. Preoccupazione che affonda le proprie radici nella serie di comportamenti che l'azienda ha messo in atto in questi ultimi periodi nei confronti dei lavoratori, e il fatto di aver lasciato a casa 20 persone seduta stante ne è un esempio, ma anche dello stabilimento stesso, in quanto gli standard di manutenzione e di sicurezza sono evidentemente in forte calo, e ci sono le fotografie che mostrano 3 momenti dello sciopero organizzato ieri mattina all'esterno dello stabilimento. Leggiamo un'ultima notizia e poi chiudiamo. Consorzio Cadore Dolomiti a boom di richieste di nuovi affiliati, scrive Giuditta Bolzonello. In vista delle Olimpiadi le strutture vogliono arrivare a febbraio preparate. Il consorzio di promozione turistica Cadore Dolomiti registra in queste settimane un vero boom di richieste di adesione da parte di strutture ricettive, attività di ristorazione e operatori turistici che desiderano unirsi alla rete consortile per arrivare preparati al grande evento olimpico. Gildo Trevisan, presidente del consorzio, non ha dubbi sulle grandi opportunità. Le Olimpiadi sono una vetrina mondiale, un'occasione unica per il Cadore, che dovrà beneficiare di una spinta all'internazionalizzazione e alla destagionalizzazione dell'offerta turistica, una straordinaria opportunità per il nostro territorio. E con questa notizia andiamo anche a chiudere la rassegna stampa di oggi. A tutti come sempre grazie per l'ascolto e un buon fine settimana. A presto, grazie ancora, arrivederci.